Signor Sindaco, facciamo un po' un bilancio per quanto riguarda questo 2013 in prospettiva 2014. Come è andato innanzitutto? Diciamo che in un anno terribile come quello che sta vivendo non solo Gorizia ma tutto il paese, penso che sia andata sufficientemente bene. Ecco, abbiamo continuato nella nostra politica di non gravare i cittadini con le imposte, che è forse il problema principale. Abbiamo ancora l'addizionale IRPEF a zero, abbiamo l'IMU ai minimi, abbiamo la Tares che è fra le più basse della regione, quindi da quel punto di vista i nostri cittadini possono essere soddisfatti. Certamente la mancanza di lavoro sta sempre di più, soprattutto per i giovani, sta sempre di più colpendo la nostra città come tutte le altre. Ho ricevuto stamattina una delegazione di disoccupati, ho visto veramente in faccia la disperazione di persone che non sanno cosa mangiare, non solo come tirare avanti, e mi rendo conto che dovremo intervenire sempre di più sul sociale, quindi noi nel prossimo bilancio che approveremo nei primi di gennaio destineremo ancora maggiori risorse a favore dei più svantaggiati, perché in questo momento sono diventati veramente tanti e sono sempre più disperati. Una domanda da semplice cronista, ma oggi come oggi conviene fare il sindaco? Ma è un mestieraccio, però se uno ha la passione per la politica, per l'amministrazione, come ho sempre avuto io, è anche un bel momento, è anche un momento esaltante, perché riuscire a tirarsi fuori da queste difficoltà, torni a casa e ti senti anche soddisfatto di quello che hai fatto. Senta, qualche malelingua dice che Romoli è un po' come il pesce azzurro, no? Riesce sempre a trovare una seconda giovinezza. Lei cosa risponde? Bah, insomma, in fondo è un complimento, insomma, no? Effettivamente io ho fatto anche una carriera politica un po' da gambero, ho cominciato da senatore, sono diventato assessore regionale, poi deputato e poi sindaco. Qualcuno dice il prossimo mandato sarà di consigliere di circoscrizione, insomma, ecco. Penso di no, penso che alla fine di questo mandato mi comprerò un cane e andrò anch'io a passeggio come tanti miei coetanei. Dunque, diciamo che lei nella prossima legislatura non farà il direttore tecnico, nel senso che non farà, come si dice, il supporto all'eventuale sindaco. Ma vedremo, io se mi chiederanno un parere, qualunque sia il colore della giunta, del sindaco che vincerà le elezioni, io penso di avere un'esperienza di poter dare qualche consiglio, ma se richiesto non mi spingerò per darli, ecco. Senta, io so che lei non è uno che ama autoincensarsi, no? Anche quando lei ha lavorato, ha fatto bene e via dicendo. Però, qual è il valore aggiunto oggi che Gorizia ha con Romoli sindaco? Ma quello di avere una persona che bene o male lavora dalle 7 alle 8 ore al giorno in comune, basta vedere, lei mi trova sempre in comune come mi trovano gli altri cittadini. Una persona che ha un'esperienza politica ma anche una solida esperienza amministrativa. Io sono un commercialista da 45 anni, ho seguito le più grandi aziende della provincia e in certi casi anche della regione. Quindi ho una capacità di amministrare, ho numerose relazioni sia in regione che a livello nazionale e quindi credo che in questo momento di fare il mio mestiere, e mi scusi la battuta, di guadagnarmi lo stipendio. Che è il minimo indispensabile, come si dice in questi casi. Esatto. Senta una cosa, parliamo un po' della politica regionale. Il suo amico Tondo in questo momento sta facendo bene, sta facendo male oppure è lì Ma tranquillo a Tolmezzo? non lo so, mi sembra che sia molto tranquillo a Tolmezzo e adesso nella finanziaria che si sta discutendo in questi giorni in regione ha preso di nuovo alcuni toni accesi nei confronti della Serracchiani e quindi credo che perlomeno in questo momento stia facendo il suo mestiere di oppositore. Speriamo che continui anche nei mesi a venire. Senta, e della Presidente invece qual è il suo giudizio? Ma diciamo che la dobbiamo vedere perché è molto brava, ha le idee precise, le sostiene, le enuncia con molto vigore, con molta convinzione. Adesso bisognerà vedere i risultati. Certo, anche lei, come me, d'altronde, io ho cominciato la mia carriera di sindaco nel 2007 quando è cominciata la crisi e lei comincia
la sua carriera nel 2013, grosso modo, perché sarà quello il suo anno di inizio vero, nel momento in cui la crisi ha raggiunto il suo acme. Quindi non sarà facile per lei, ecco, riuscire a tradurre in pratica le sue idee. Se ci riesce è bravissima, e se non ci riesce penso che si renderà conto che è più facile affermare certe cose che poi realizzarle. Senta, del cittadino Silvio invece cosa diciamo? Ma il cittadino Silvio ha subito una persecuzione giudiziaria, questo credo che siano convinti chiunque, ha avuto un numero impressionante di processi, io non entro nel merito, ma credo che anche nell'ultima vicenda, quella dell'evasione fiscale, sia perlomeno discutibile, io non voglio dire che sia innocente o colpevole, ma perlomeno discutibile. C'è stato un accanimento, si poteva avere maggior rispetto della sua personalità, della sua storia, della sua vita, e credo che però mi sembra che l'uomo stia reagendo molto bene, sta reagendo da lottatore qual è, non scappa, resta sul posto o al pezzo, come si dice, e io resto con lui. 2014, centenario della Grande Guerra, soprattutto sono caduti i confini già da tanti anni, c'è questa bellissima collaborazione con Nova Gorica e St. Peter Vertoiba, un JECT che sta dando già i suoi frutti. Sì, beh, diciamo che la visita l'altro giorno del presidente della Slovenia e della presidente della regione Friuli Venezia Giulia ha messo un sigillo importante. D'ora in poi il GECT è uno strumento non solo delle città di Gorizia e Nova Gorica, ma è uno strumento internazionale e come tale deve riuscire ad avere i necessari sostegni. Se questi ci saranno, e io credo che ci saranno, quest'area potrà finalmente decollare. Senta, si dice che gli strumenti per suonare bene hanno bisogno di un bravo direttore d'orchestra. Il JECT ha il direttore d'orchestra giusto? Ma noi avevamo fatto prima la scelta di un grande personaggio, aveva appena terminato di fare il ministro degli esteri, e questo è servito a far conoscere il JECT a livello nazionale ed internazionale. Oggi abbiamo un presidente operativo, un tecnico dell'energia, una persona a mio avviso molto capace, ed abbiamo anche un direttore che è una persona che a mezzo servizio, mi scusi questa battuta, che con Informest, che sta veramente aprendo nuovi orizzonti operativi al JECT stesso. Io credo che anche questa combinazione sia buona. Certo, un certo rimpianto per Frattini io ce l'ho. Senta, stiamo andando verso la chiusura di questa chiacchierata tra amici, come si dice in questi casi. Allora volevo chiederle, cosa troveranno sotto l'albero i goriziani? Ma i goriziani io gli assicuro che troveranno meno sorprese negative possibili. Il bilancio che stiamo lavorando in questi giorni per il bilancio che faremo per il 2014, cercheremo di mantenere una zona free tax, cercheremo cioè di evitare il più possibile di andare a mettere le mani nelle tasche dei cittadini, continueremo il restyling completo della città. Proprio ieri sono andato in Castello e ho visto che i lavori sono praticamente terminati, anche se mancano alcune finiture, e anche questo è stato ridato a vita a un borgo che è la parte più bella della città. Il Corso Verdi sta per essere terminerà verso gennaio-febbraio, e anche lì finalmente avremo un centro città. La Piazza Vittoria, che tanti dispiaceri ci ha dato per come è stata realizzata, stiamo proprio oggi facendo i carotaggi, o la prossima settimana, riusciremo a rifare la strada antistante, scusi, la chiesa di Sant'Ignazio, e cominceremo a ripulire anche le pietre che si sono nel frattempo rovinate, soprattutto sì per un materiale scadente forse utilizzato, questo lo diranno i periti e non sta a me dirlo, ma anche per il sistema per cui tutti abusano della cosa pubblica, i camion che montano sui marciapiedi, le macchine in divieto
di sosta dappertutto e quindi anche questo crea una situazione che ha danneggiato la piazza. Ultima cosa, l'ascensore, famoso ascensore, oramai siamo addirittura d'arrivo con i permessi, abbiamo ancora bisogno di un permesso della sovrintendenza, dopodiché partiranno i lavori definitivi. Io mi auguro che a metà o perlomeno in autunno del 2014 potremo andare in ascensore in castello. Spero che anche questa volta di non sbagliarmi e spero che questo sia veramente realizzato. Bene, non resta che dire auguri di buon Natale e felice anno nuovo. Grazie, felice anno nuovo, anche che sia perlomeno uguale al 2013. Oggi dobbiamo cominciare a pensare in maniera positiva ma responsabile, quindi dobbiamo consolidare la ripresa e dobbiamo fare sì che le nostre realtà ritornino a quello stato di grazia nel quale per tanti anni sono state.